Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Nuova puntata di Cronache Trevigiane, tutta dedicata al settore vitivinicolo. Parliamo ovviamente in questo periodo di vendemmia, siamo alle Corti Benedettine con il amministratore unico di Veneto Agricoltura, Paolo Pizzolato. Buona giornata amministratore. Cominciamo a parlare di previsioni, intanto di quantità e poi parleremo anche di qualità. È stata un'annata eccezionale dal punto di vista quantitativo. L'unico problema che c'è stato è che i nostri viticoltori hanno preferito a livello di quantità cercare di risparmiare raccogliendo meno vino e cercando di portare sulle nostre tavole una qualità semplicemente eccelsa. Sono stati prodotti circa 11 milioni e mezzo, anche di più, di quintali di uva di tutte le categorie. Il nostro portabandiera è stato il Prosecco, che non ha subito nessuna oscillazione né a livello di produzione, di qualità e anche di prezzo. Abbiamo avuto dei seri problemi con i prezzi pagati all'ingrosso, diciamo i viticoltori, che logicamente hanno compensato raccogliendo meno vino. Ecco, tra poco ci ritorniamo, amministratore Pizzolato. Diciamo allora, in sintesi, nel 2009 le province venete più produttive saranno Vicenza con un più 8,48%, Venezia un più 5,62%, per parlare di Treviso un più 0,59%, voi dite dovuto al forte calo della produzione di uve Pinot Grigio, però compensato dall'aumento della glera, ovvero del Prosecco. Torniamo invece sui prezzi, i prezzi pagati ai produttori, questo è un tasto dolente. Questo è un tasto sinceramente dolente, un 17-20 centesimi pagati ai produttori è un prezzo assolutamente che non compensa lo sforzo dei nostri viticoltori rispetto a quello che loro sono costretti a pagare a livello di manodopera. Se un operaio costa circa 10 euro all'ora per la raccolta di uva, logicamente questo prezzo a livello di centesimi non va a compensare quello che è lo sforzo dei nostri produttori. L'andamento climatico dell'anno comunque ha dato riscontri favorevoli, in particolare per il grado zuccherino poi dell'uva. Il riscontro climatico che c'è stato quest'anno è stato un anno eccezionale da ogni punto di vista. Questo secco, questo caldo ha contribuito notevolmente per dare un vino di qualità semplicemente eccelso. Logico che adesso bisognerà cercare di fare in maniera anche di farlo capire agli italiani, ai triveneti e ai veneti, in quanto la loro scelta nelle loro tasche dovrà andare assolutamente a pesare il costo prettamente di un vino nostro, di un vino interno, senza tralasciare assolutamente nessuna tipologia di intervento sulle tavole. Si dovrà scegliere assolutamente vini di qualità che provengano dalle nostre regioni e soprattutto dagli ambiti locali, cioè vini conosciuti dai consumatori. Infine, questa è una giornata ormai tradizionale per Veneto Agricoltura. Con che vino brindiamo alla fine? Io spero possa essere il Prosecco, sinceramente non so cosa ci abbiano preparato i nostri conviviali. Allora, grazie davvero per il suo intervento. Noi ci fermiamo qui, un piccolo servizio di cronache trevigiane e poi continuiamo ancora a parlare di vendemmia. A tra poco. Ha riscosso un grande successo di pubblico l'8ª edizione di Calici di Stelle tenutasi a Valdobbiadene. Teatro della manifestazione il Parco di Villa dei Cedri, che si è trasformato in una grande arena gastronomica, dove le contrade si sono sfidate nella seconda edizione del Palio Culinario di San Lorenzo. Un'idea sperimentale questa, nata nel 2008 e trasformatasi nel punto di forza dell'intera manifestazione, come ci spiega il presidente del consorzio Valdobbiadene. Il fatto di aver coinvolto tutte quante le associazioni di Valdobbiadene in prodotti tipici di Valdobbiadene e del territorio trevigiano comporta che c'è molto interesse e la sfida proprio per vincere il palio culinario è quel valore aggiunto che questa manifestazione ha. Una serata animata da danze, musica e dall'animazione di giocolieri e mangiafuoco per avvicinare famiglie e bambini. Una serata dove le 9 contrade in gara hanno rispolverato i vecchi ricettari della nonna per trovare piatti antichi dai sapori genuini, con la voglia di stupire la giuria formata da nomi noti della cultura gastronomica trevigiana. Bello è che tutti quanti in gran segreto hanno preparato questo palio culinario di San Lorenzo e ognuno con delle ricette straordinarie. Io ho assaggiato i piatti questa sera, veramente devo dire che tutti quanti si sono comportati non bene ma benissimo, perché c'è il meglio di quello che può dare la nostra cucina trevigiana. Applaudere l'impegno di tanti volontari il sindaco di Valdobbiadene, Bernardino Zambon, che crede nella possibile crescita di questo evento. È anche la multiformità di questa Valdobbiadene che si mette in gioco in Villa dei Cedri, nella villa di tutti, e lo fa con una competizione culturale nell'enogastronomia. E allora questo è un fatto giocoso, ma è anche
un fatto di storia e di tradizioni, come detto, per cui anche un percorso soltanto in crescendo. E indubbiamente Calici di Stelle a Valdobbiadene è cresciuta molto. Grande apprezzamento ha riscosso l'enoteca gestita dai sommelier della Fisar, che hanno fatto degustare le oltre 45 etichette presenti, soddisfacendo la curiosità di quanti volevano assaggiare il rinomato prosecco di OCG. Il produttore che sostiene questa manifestazione è una cosa molto importante per noi, perché altrimenti senza di loro non si potrebbe andare da nessuna parte. Dunque un ringraziamento va sicuramente a loro, va ai produttori, va agli enologi dei produttori che fanno ogni anno vini sempre migliori. Tra risotto coi fegatini, trippa alla veneta e muscoltoccio, a spuntarla è stata lei, la trota del Piave, sapientemente preparata in simpatiche polpettine dalla Proloco di San Pietro di Barbozza, che si è aggiudicata così il primo scalino del podio nella seconda edizione del Palio Culinario.